Pronti per l'approfondimento assieme al nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Grazie per essere collegato con noi. Di la verità. Buonasera Umberto a tutti. Di la verità, non potevi pensare ad un ritorno migliore per Ring per discutere di tutto il caos che abbiamo creato apposta. Abbiamo creato apposta, diciamolo. No, posso dirti però una cosa. Come no? Anche perché oggi con quel servizio azzeccatissimo, diciamo quasi un fondino di Marco Stabile, abbiamo centrato la notizia, perché adesso ci facciamo prendere in giro, non abbiamo l'anello al naso in questo dibattito che è tutto politico e sottende tutt'altro. Non c'entrano niente i soldi della cultura, non c'entrano niente i soldi delle asfaltature, sì o meno, con Babuder qui, Babuder là, Rossi ha fatto, pretende, non bastano mai i fondi, allora tutti li chiedono a me che sono l'assessore al bilancio, ma li hanno, sono loro che non li spendono. Non c'entra niente e ne parleremo venerdì sera. Ok, perché Ring torna appunto già a partire da dopodomani con la puntata dedicata usualmente alla regione e poi con la puntata triestina di questo venerdì. Quindi se non c'è niente, qual è il tema allora? No, beh, il tema è evidente, insomma, mi pare. Il tema è evidente, mi pare di capire. E sarà appunto Cabinovia, nuove elezioni. No, ma il tema della puntata va bene, ma dico, se non c'entra nulla questo dibattito, il motivo per cui litigano veramente fintamente, qual è il tema reale? Il tema è le prossime elezioni amministrative, insomma. Siccome molti degli assessori hanno ambizioni, è giusto che sia anche così, nel bene o nel male, diciamo, hanno ambizioni di fare il prossimo candidato sindaco, più o meno quasi tutti gli assessori, anche se dicono di no, e non solo gli assessori, e allora la verità è che si sta litigando su questo. E guarda che non è un caso che il sindaco, che poi è il più abile anche politico su tutti questi fronti, e dica al nostro microfono ieri, ma il nome del sindaco c'è. Non c'entrava nulla, si stava discutendo del perché Bertoli attaccava Babuder o Rossi e loro rispondevano in maniera piccata e il sindaco dice ai nostri microfoni ma il nome del sindaco del prossimo candidato c'è già, ho avvocato io a me la Cabinovia, ne parlerò col presidente Fedriga. Cioè questi concetti qui, uno dice perché li leghi? Perché in realtà il dibattito, il motivo per cui litigano è che i partiti stanno discutendo, si stanno confrontando come sempre anche in maniera animata sul prossimo candidato sindaco di Trieste, che tanto non arriverà se non al quasi un mese, due forse al massimo, dalle elezioni che si terranno nel 2027. Quindi da adesso in avanti andremo avanti con tutto il dibattito, il campo largo c'è, il campo largo non c'è, la Cabinovia la faranno, non la faranno alla fine, cosa vuole fare il centrodestra, chi mette il centrosinistra, ma davvero Gialuz? Però Gialuz è candidato, di fatto è uno dei volti del comitato no per il referendum alla giustizia, che tra l'altro si celebrerà, sapete, il prossimo 22-23 marzo, sulla separazione delle carriere, insomma, un grande dibattito. Ma allora, essendo il fronte del no, che in questo momento è quotato perdente, può qualcuno che ha messo la faccia in un referendum che rischia di perdere poi candidarsi a sindaco di Trieste? Può farlo Francesco Russo che ha già perso, può farlo Patuanelli che sembra un po' fuori dai giochi, cioè tutto il tempo di qui in avanti sarà sui temi che hanno diviso anche il centrodestra stesso, vedi la Cabinovia, vedi l'asilo di Roiano, vedi tante altre cose, e dall'altra parte l'individuazione di un candidato, ma intanto maschereranno questa ricerca difficile del candidato attaccando il centrodestra sui temi che vi ho detto. E dobbiamo dire, Umberto, però, che il centrodestra ci sta mettendo e molto del suo nel dividersi veramente o fintamente, perché poi sai, anche in politica l'importante è che se ne parli, e quindi siamo qui a discutere dei veri contrasti all'interno del centrodestra, veri o presunti. La realtà, come abbiamo detto, è che non riescono a trovare il candidato sindaco per la città ed è comunque molto presto. Anche perché bisogna anche dire che storicamente, Ferdinando, quando il centrodestra ha dato impressione a Trieste
di essere diviso gli è costata caro. Bravo, questo è un altro Storicamente è punto. così. Poi ognuno faccia le sue scelte, lo deve fare il centrosinistra come lo deve fare il centrodestra. Certo, se i panni sporchi, è tutto interesse anche del nostro dibattito, non nascondiamoci, i panni sporchi si lavano in casa, dopodiché noi ci occupiamo del dibattito politico a tutte le latitudini, e quando facciamo questo abbiamo tutto l'interesse che anche il dibattito politico sia un po' sbandierato anche nei nostri studi, perché se no stiamo a fare un confronto sulla superficie senza mai entrare nelle difficoltà reali. Non è che abbiamo mai nascosto quali fossero le differenze di vedute sull'asilo di Roiano, le differenze di vedute Sì, certo. sulla cabinovia, cioè, quindi se non andiamo nel cuore manchiamo del nostro lavoro. Il centrodestra deve però in questa fase serrare i ranghi e stare molto attento, perché rischiano di logorarsi da soli in questo anno che almeno manca, anno e poco più, alle elezioni di Trieste. È centrato il punto, perché forse convinti a torto di vincere troppo facilmente rischiano davvero di prendere una batosta anche politica nell'assetto, nello schieramento, perché se poi va diviso, di certo la sconfitta, insomma, è assicurata. Secondo me non viviamo adesso in par condicio, quindi possiamo fare tutte le analisi che vogliamo. Hai centrato il punto. Vorrei capire se questo centrodestra ha colto la maturità del momento, l'attenzione alla delicatezza di questo momento o meno. Ecco, staremo a vedere cosa succede di qui in avanti. Secondo te, tra gli argomenti, adesso è difficile, voglio dire, fare vaticini, eccetera, però quantomeno si possono inquadrare quelli che potrebbero essere gli argomenti di cui si parlerà da qua all'anno prossimo. Forse uno di questi potrebbe essere anche questa criminalità che non tocca a Trieste livelli come quelli che può toccare in altre città italiane, ma che comunque insomma si sta facendo sentire, diciamo la verità, sempre di più. Guarda, hai perfettamente ragione per due temi. Il primo, non credo che ci sarà la cabinovia nella prossima campagna elettorale. Certo, non può mancare, perché il centrosinistra continuerà a evocare anche il fantasma, Sì, ho capito. benché possano o meno rinunciare già adesso a questo progetto nel centrodestra. Però comunque lo evocherebbe il centrosinistra. Di certo, mi sembra molto più probabile, nessun bullone verrà messo da qui in avanti sino alla fine di questa consigliatura. E probabilmente quel progetto, come avevamo anticipato noi ormai più di un mese fa, prima della pausa delle vacanze di Natale, a Ring cambierà il progetto della cabinovia, diventerà qualcosa magari un po' più di accettabile anche per altre forze politiche. Non sappiamo se si farà. Quello della sicurezza è il tema. Oggi è diventato e meno quello dei migranti, dell'accoglienza, di Piazza Libertà, c'è sempre a Trieste. Però oggi abbiamo raccontato di un serio cambio di paradigma e di livello che è stato alzato, passatemi questo termine, sul fronte della delinquenza da questi maranza cosiddetti. E io, con il furto in villa, cioè un assalto che sarebbe stato lanciato, i furti che inizierebbero a fare anche in altri luoghi della città. Sappiamo che spesso e volentieri questi ragazzi italiani o italiani di seconda generazione, perché dobbiamo essere corretti nel racconto, sono gruppi che si fronteggiano tra loro, quindi stanno diventando delle vere baby gang, ed è meglio che ce ne accorgiamo,
da quanti mesi ne stiamo parlando. Ho apprezzato e molto l'intervento della Presidente del Consiglio, per quanto possa contare ovviamente il mio giudizio, quando ha detto che spera che quello del 2026 sia l'anno del cambio di rotta su due fronti. Uno di questi è la sicurezza, perché stiamo aspettando molto e ancora un intervento incisivo nella soluzione del problema della signora sotto casa. Guarda che questo è il vero, sì, certamente. è la vita vera, non è la percezione della sicurezza, è la vita vera. Se la signora non può uscire di casa o pensa che la sua città abbia delle zone franche nelle quali non si può mettere piede perché sono territorio di nessuno, e noi ne abbiamo almeno un paio in cui di sicuro si evita di passeggiare in determinati orari, è inaccettabile. Possiamo dirlo che è inaccettabile nel nostro paese, ma chi se ne frega, di sicuro lo deve essere a Trieste, perché questo è una cosa che non possiamo tollerare. Quindi un presidio del territorio, una maggiore sicurezza, una più incisività anche sul fronte delle leggi, dobbiamo pretenderlo, e questo io spero che, non so se servirà il vietare l'acquisto online dei coltelli, è sicuramente qualcosa, purtroppo, e ne riparleremo anche giovedì a cominciare dalla puntata di Ring. Non c'è solo quell'aspetto lì, anche sulla prevenzione per coloro che utilizzano i coltelli. Arriverà una legge di questo tipo, ben venga, però poi bisogna applicarla, quindi perquisizioni continue. Se ci sono gruppi assembramenti li si va a perquisire di continuo, perché tanto sono sempre quelli e si sa dove sono, e allora andiamo a controllarli e poi vanno coinvolti nel tessuto sociale della nostra città, altrimenti sono persi. Meno di un minuto, Ferdinando, volevo solo farti riflettere su questo, no? Si è conclusa positivamente il caso di Trentino, no? Abbiamo parlato ieri sera qui a Ring in Veneto. Appunto. Certo. E bisogna dire questo, no? Il nostro è un paese dove vitupera parecchie delle proprie istituzioni, però il lavoro dei funzionari del Ministero degli Esteri, della Farnesina, eccetera, è un lavoro che i suoi dati e i suoi risultati li ottiene. Nel silenzio. Sì. Poi è chiaro, insomma, non è che siamo nati ieri, è ovvio che la svolta di cui abbiamo parlato insieme anche nei giorni scorsi qui in diretta a Tele4 dell'intervento di Trump contestato, c'è chi va in piazza adesso, a me pare abbastanza lunare, però va bene il diritto internazionale, lo capisco perfettamente, dopodiché andate a parlare con Trentini, che noi abbiamo sentito e che sarà nostro ospite immagino nei prossimi giorni, ma la situazione è delicata, pare che addirittura non rientri a Venezia, al Lido, qui per questione di sicurezza, cioè stiamo parlando di questo, Cioè questi erano detenuti senza reale motivo, molti italiani e così come tanti altri. Questa sera ad Antena 3 a Ring avremo ospite una signora dal Venezuela che non riesce neanche a rientrare in Italia e ha paura di dire alcune cose. Sì, certo. Cioè, stiamo parlando ancora di questo perché ereditano questo terrore degli ultimi anni. Quindi insomma... sono molto contento ovviamente del ritorno di Trentini, così come di tutti gli altri, tante mobilitazioni anche noi e dirette racconti, è intervenuto il Patriarca a Ring qualche settimana fa, il Patriarca di Venezia qui a Ring in Veneto, proprio per fare un nuovo appello sulla liberazione di Trentini. Questa è la situazione attuale. Ferdinando, dobbiamo chiudere con estrema attenzione. Ci fanno segnali dalla regia che dobbiamo chiudere. Ci vediamo giovedì a Ring. Grazie Ferdinando, buona serata e buon lavoro. Furti nelle ville nel rione di San Vito, almeno 2 abitazioni visitate nella notte di sabato, via gli orologi in una di queste c'è una banda di maranza nel mirino della polizia. Morto il migrante colpito da malore in Portovecchio 3 giorni fa, si tratta del 5º caso in Friuli Venezia Giulia negli ultimi 2 mesi, Schiavone o agiamo o mi aspetto altre morti. Lo scontro per la successione di Di Piazza, il candidato a sindaco del centrodestra nel 2027, è il vero motivo di attrito fra assessori e non solo. I veleni di giunta sono solo una facciata.
La Regione fornisce un supporto, ma sulla prosecuzione dell'iter della cabinovia decide il Comune, così il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ai nostri microfoni. Traffici del porto in chiaroscuro, confermato il meno 19% dei container, cresce invece il traffico di petrolio alla SIOT, ma a volare nelle statistiche la banchina di Monfalcone. Tutte le promesse tradite dalla nuova dirigenza della Triestina a un mese di distanza dalla conferenza stampa in cui si promisero fatti e non più parole, pagamenti certi e stabilità. Castello di Murgia venduto ai privati, polemica aperta in diretta a Sveglia Trieste fra il sindaco Paolo Polidori e il leader dell'opposizione Francesco Bussani. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Non solo risse, spaccio di droghe, accoltellamenti, i gruppetti di Maranza, giovani triestini e stranieri, ora si danno ai furti nelle ville. Doppia incursione sabato sera nel rione di San Vito, 2 le abitazioni visitate dai ladri. Si tratta della stessa banda, indagini in mano alla questura. L'attività criminale dei Maranza sale di livello, non si limitano più a commettere vandalismi in strada, spacciare droga, scatenare risse che possono culminare in accoltellamenti, ora svaligiano le ville. Doppia incursione dei ladri nella tarda serata di sabato nel rione di San Vito, più volte al centro degli interessi dei malintenzionati negli ultimi mesi. Prima è stata presa di mira un'abitazione di via Besenghi, i topi d'appartamento hanno forzato una finestra e si sono introdotti all'interno. Un tentativo di furto, visto che i ladri non hanno fatto bottino dopo aver messo a soqquadro alcune stanze della casa. Dunque il secondo tentativo, questa volta riuscito. La stessa banda, sempre forzando una finestra, è entrata in una villa di via Vettor Carpaccio. Dopo aver rovistato per i vari locali, i ladri sono riusciti a portare via alcuni orologi e gioielli. Poi il gruppo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Per entrambi gli episodi è intervenuta la Polizia di Stato, che sta indagando. Gli investigatori stanno visionando le immagini di videosorveglianza fornite dalle stesse vittime del furto, dato che le ville colpite sono dotate di telecamere che avrebbero immortalato il gruppetto di Maranza, riconoscibili dal modo di vestire, tute griffate, cappellini, catene, orologi appariscenti e scarpe da ginnastica costose. Non si placa dunque il fenomeno dei furti in casa a Trieste, diversi i rioni colpiti dai ladri negli ultimi mesi con l'utilizzo di varie tecniche, dalla colla sugli stipiti delle porte per controllare per quanto tempo le abitazioni rimangono disabitate, alla ricerca social per verificare se i proprietari di casa si trovino in vacanza, fino agli appostamenti per studiare le abitudini delle vittime designate. E seguono la pista di gruppi di Maranza anche i carabinieri per il nuovo inquietante episodio segnalato su un autobus della Trieste Trasporti. Quello di una ragazza minorenne minacciata da un giovane con il volto coperto da passamontagna e coltello in pugno. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. La famiglia della giovane ha già sporto denuncia ai carabinieri che hanno diramato un sommario identikit alle varie forze di polizia nel tentativo di rintracciare il responsabile, che ancora non è chiaro se agisse a scopo di rapina o di intimidazione. Non si tratterebbe peraltro del primo episodio del genere. Sunil Tamang, così si chiamava il migrante nepalese colto da malore sabato scorso in Portovecchio, è morto dopo 2 giorni di ricovero all'ospedale di Cattinara. Non ce l'ha fatta Sunil Tamang, il migrante nepalese di 43 anni colpito da malore nel pomeriggio di sabato all'interno del magazzino 19 del Portovecchio. È morto all'ospedale dopo 2 giorni di ricovero. Embolia polmonare, la causa che ha portato l'attacco cardiaco risultato fatale, nonostante il pronto intervento prima dei vigili urbani che avevano subito praticato il massaggio cardiaco e successivamente dei sanitari del 118 che avevano continuato le manovre di rianimazione fino all'arrivo a Cattinara. La situazione del migrante era apparsa subito gravissima. Non aveva mai ripreso a respirare autonomamente ed era stato necessario ricorrere all'ECMO, strumento che funge da supporto avanzato per cuore e polmoni. Ma ciò non è bastato a salvare la vita al 43enne. L'episodio aveva generato non poche polemiche. Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, aveva definito illegittime le pratiche della questura, che non avrebbe accolto la richiesta di protezione del 43enne nepalese, rimandandolo indietro più volte. Non si era fatta attendere la risposta del sindacato autonomo di polizia, che aveva definito inaccettabili e ignobili le affermazioni di Schiavone. Sunil Tamang è il 5° migrante a morire in Friuli Venezia Giulia negli ultimi mesi, il secondo a Trieste dopo l'algerino 32enne trovato senza vita a inizio dicembre, sempre in Portovecchio.
Possiamo dire che è uno scenario di violento abbandono di persone che hanno diritto ad avere un'accoglienza e che vengono abbandonate in strada per settimane o anche per mesi. Non ha senso chiedersi se la persona sarebbe morta lo stesso se fosse stata accolta. Quello che possiamo dire con certezza è che la persona non ha avuto l'assistenza e l'accoglienza che gli spettava ed è stata abbandonata in strada con temperature glaciali. A causa delle temperature rigide e dell'estremo stile di vita dei migranti senza tetto in Portovecchio si temono altre tragedie. È molto probabile, a mio avviso, che ci sarà un altro caso, dipenderà chiaramente dalle condizioni climatiche, ma ricordo che in questa tragica vicenda questo ragazzo era arrivato da una decina di giorni, mentre abbiamo persone abbandonate da ottobre, tutte potenziali vittime. Le cose da fare sono molto molto chiare, cioè l'accesso immediato a un sistema d'accoglienza e se i posti sono saturi, intendo dire nel sistema nazionale, va allestita una struttura di emergenza freddo. Alle 12 di oggi una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia è intervenuta presso uno stabile di 5 piani fuori terra a Romans di Sonzo a seguito della segnalazione di un forte odore di gas nel vano scale. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno effettuato immediate verifiche strumentali che hanno confermato la presenza di una concentrazione di gas prossima ai limiti della pericolosità all'interno dell'edificio. Contestualmente è stato richiesto l'intervento dell'azienda fornitrice del gas e a scopo precauzionale i soccorritori hanno provveduto all'evacuazione di circa 10 persone presenti al momento nei 15 appartamenti dello stabile. Lo scontro in atto per il candidato sindaco nel centrodestra del 2027 dietro ai veleni scatenatisi nella giunta comunale di Trieste, uno scenario che agita il centrodestra e che sta facendo di fatto il gioco dell'opposizione. Problemi in giunta. È sbagliato. Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. L'antico proverbio orientale ben si sposa con l'animosità che si registra da mesi nella giunta comunale. Il dito è la polemica scatenata dall'assessore Bertoli con i colleghi Rossi, Babuder e il sindaco. La luna, il vero scontro, è la bagarre aperta per il candidato a sindaco di centrodestra alle comunali del 2027. Al netto delle frasi da pompiere di Roberto Di Piazza, che parla di successore già scelto per provare a spegnere l'incendio di voci, larga parte degli assessori della squadra di governo di Piazza Unità e almeno 3 ex passati a livello regionale si sentono in lizza, un'ambizione da delfino o delfina che sia, che vede esibirsi i rispettivi pretendenti in balzi fuori dall'acqua con piroette e salti mortali più o meno riusciti. In fase di caduta però l'effetto splash sulla coalizione non fa altro che grippare gli ingranaggi del centrodestra. Una coalizione che al netto dei contrasti ha trovato negli ultimi decenni proprio nella figura di Di Piazza quel collante, quella figura unificante, quell'imprenditore oltre la politica come figura in grado di trasformare un'alleanza di partiti e civiche in un'indiscutibile esperienza di successo. Nessuna sconfitta con lui da candidato. Abbiamo vinto! Ora, in questo clima da tutti contro tutti, il centro-sinistra attende alla finestra, non ha più nemmeno bisogno di agitare dossier sulla cabinovia, ritardi nella rimessa in moto del tram o progetti di rifacimento della piscina terapeutica ancora solo su carta. Mitia Gialuz, Stefano Patuanelli, Francesco Russo o altri nomi che siano, hanno tutto il tempo per prepararsi alla sfida con rinnovate ambizioni e legittima possibilità di portare a casa la partita fra un anno e mezzo, puntando il dito in campagna elettorale sulle cosiddette incompiute. Chissà se dopo le ultime carnevalate, del resto alla settimana mascherata manca poco più di un mese, suonerà la sveglia in casa centrodestra. Ed ecco l'abbraccio dopo le polemiche fra l'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli e quello alla cultura Giorgio Rossi. Dopo le frecciate del braccio destro del sindaco sulla mancanza di fondi per le future edizioni di Trieste Estate e la risposta piccata dell'uomo che gestisce le erogazioni di fondi, è scoppiata la pace con un abbraccio nel parcheggio in largo Granatieri e pare un successivo caffè riparatore. E sul futuro della cabinovia il ruolo della Regione è di semplice supporto. Il protagonista resta il Comune, così il governatore Federica, che aggiunge piena collaborazione con il sindaco.
Presidente, la cabinovia decide la Regione. No, io sapevo che arrivavamo qua. No, la competenza ovviamente comunale, noi come sempre diamo tutto il supporto possibile per addivenire a una soluzione più sostenibile possibile. Il Presidente Fedriga si smarca sul futuro della cabinovia, garantendo al massimo pieno supporto al Comune cui spetta però la decisione. Di certo, dopo le parole del Sindaco di Piazza ai nostri microfoni, è chiaro che il ruolo della Regione non sarà di secondo piano per risolvere la questione della realizzazione o meno dell'opera. Adesso ho mandato al Presidente Fedriga la situazione finanziaria, guarda, neanche farlo apposta, e allora sto dicendo a questo punto è chiaro che farò dei ragionamenti. Mi sono avvocato, il tutto decide il sindaco, adesso vedo col Presidente Fedriga e poi decidiamo. Ne avete parlato? No, ne abbiamo parlato più volte ovviamente, però adesso penso ci vedremo anche nei prossimi giorni. Io do un supporto, ma non siamo protagonisti, però tutto il supporto che c'è noi lo diamo perché, ribadisco come ho detto ieri, penso che il Comune in questi anni abbia lavorato molto bene, penso che il Comune e il Sindaco di Piazza abbiano cambiato il volto di Trieste e vogliamo continuare a supportare un processo di miglioramento della città. Il dialogo tra Fedriga e Di Piazza c'è da tempo dunque, ma il vero nodo è quello delle risorse. Il Comune ha messo a bilancio 30 milioni di euro in attesa che il Ministero delle Infrastrutture riveda l'erogazione dei soldi necessari, al momento previsti a rate a partire dal 2027. Ma dobbiamo un attimo, secondo me, rivedere un attimo tutta la cornice, ma dobbiamo farlo insieme al Sindaco. Primo bilancio per il servizio H24 della Polizia Locale, attivo dallo scorso maggio, che ha passato l'esame. 238 notti dal 19 maggio al 12 gennaio, 952 pattuglie a coprire la fascia oraria 18.06, 308 gli incidenti rilevati, 547 interventi su richiesta dei cittadini. Sono alcuni numeri, quelli più significativi, del servizio H24 coperto dalla Polizia Locale, soprattutto per intervenire in caso di incidenti, in linea con il piano integrato del controllo del territorio, cui concorrono anche tutte le altre forze di polizia. La concentrazione infatti della Polizia Locale sugli incidenti stradali e anche sulle tante segnalazioni che la sala operativa riceve anche durante la notte lascia alle pattuglie delle altre forze dell'ordine libere di presidiare al meglio il territorio dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. Oggi in Comune l'assessore De Gabardo, il comandante Milocchi e il vice Ierman hanno fatto il punto sui primi 9 mesi, di fatto promuovendo l'operazione che pertanto proseguirà così come è strutturata, ovvero con 2 pattuglie dalle 18 alla mezzanotte ed altre 2 dalla mezzanotte alle 6 del mattino. Trieste è la prima città della regione a garantire tale servizio. Nel Triveneto esso funziona a Padova, Venezia e Verona, a Trento solo nel weekend. Senza influire significativamente sull'organico, è il reparto motorizzato la struttura deputata prioritariamente a coprire il servizio notturno, iniziato in seguito al processo di adozione dell'arma. Anche grazie alle ultime assunzioni che sono state effettuate e quindi la mancanza nelle ore diurne non è andata assolutamente a incidere sul servizio che viene offerto alla cittadinanza. Durante l'incontro con la stampa sono stati forniti ulteriori dati. 1962 è il numero totale degli incidenti rilevati dalla Polizia Locale nel 2025, 7 dei quali con esito mortale, 2 di essi verificatisi in orario notturno. La media è di 163 incidenti al mese, con un picco di 200 registrato ad ottobre. La fascia oraria in cui se ne verifica il numero maggiore va dalle 12 alle 18. La causa prevalente resta la velocità non adeguata. Traffici del porto in chiaroscuro. I dati diffusi dall'autorità portuale dell'Adriatico orientale confermano il calo del 19% nel settore container, del 15% sul fronte dei passeggeri nella crocieristica e la crescita della movimentazione di petrolio alla SIOT. Positivi anche i dati relativi allo scalo di Monfalcone. Annata in chiaroscuro per i traffici portuali. L'autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale nel report 2025 elenca una serie di dati che rimarcano progressi e arretramenti dello scalo. Se è vero che i traffici rimangono stabili a quota 64 milioni di tonnellate, calano invece le movimentazioni di container, il già noto meno 19% pari a soli 681.000 TEU. Poco solido anche il dato dell'aumento dei treni nel sistema portuale, più 3,8%, proprio perché
non sostenuto da un numero sensibile di contenitori pieni. Come già riportato da Tele4, la rottura dell'alleanza 2M tra MSC e Maersk ha determinato lo spostamento dei traffici della seconda su Fiume, ma al tempo stesso fa ben sperare, come sottolineato dal presidente Consalvo, l'avvio del servizio Dragon con 5 toccate di navi fra i 15.000 e i 19.000 TEU di MSC, attese nei primi mesi dell'anno al molo settimo. Buoni i numeri delle rinfuse liquide a quota 43 milioni di tonnellate, con un rincuorante più 4%, trainate dall'effetto SIOT. L'oleodotto transalpino ha confermato il suo ruolo strategico per il sistema energetico dell'Europa centrale. L'aumento è dovuto in buona parte alla crescita della domanda da parte della Repubblica Ceca, dopo l'interruzione nel 2025 di forniture tramite l'oleodotto russo di Druzhba. Impicchiate invece l'attività crocieristica, con il Trieste Terminal Passeggeri che si attesta a poco meno di 426.000 presenze totali, pari al 15,6% di flessione rispetto all'anno prima. Un dato a cui va sommata l'ulteriore perdita di compagnie che l'anno prossimo non scaleranno più Piazza Unità. Vola invece Monfalcone. La banchina della città dei cantieri registra una crescita a doppia cifra in tutti i comparti, con oltre 4 milioni di tonnellate movimentate, più 19,3%. La dinamica è trainata in particolare dalle rinfuse solide, 22% in più. Salgono del 9% le merci varie, del 19% il comparto veicoli commerciali e del 21% la componente ferroviaria. A un mese di distanza dalla conferenza stampa della nuova dirigenza della Triestina abbiamo raccolto in un servizio tutte le promesse tradite nei confronti della tifoseria rosso-alabardata. So che parole ne avete sentite tante, adesso bisogna fare i fatti. The business model here is about stability. I fatti, non più le parole, e il modello di business basato sulla stabilità. Sono state queste le promesse, anzi gli impegni presi con la tifoseria nella conferenza stampa datata 12 dicembre dell'amministratore delegato della Triestina, Pietro Zangarini, dell'investitore Adam Rothstein, presosi la scena in modo così chiaro da apparire come il nuovo presidente, che non è. E il CEO di House of Dodge, Marco Margiotta, lo sponsor sulle maglie della squadra. A tutto ciò è seguito il 31 dicembre il deferimento di Marco Margiotta e Oliver Sentner per non aver provveduto nei tempi previsti al deposito della relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata a settembre, oltre che per aver effettuato i pagamenti ai giocatori attraverso bonifici da conti correnti diversi da quello della Triestina. Conseguenza? 1 o 2 ulteriori punti di penalizzazione. And give us a little bit of patience. La richiesta di pazienza e sostegno di Rothstein ha fruttato 449 mini abbonamenti per la seconda parte di stagione dell'Unione. A ciò è corrisposto a stretto giro non un ultimo tentativo di rinforzo della squadra per sperare nella salvezza, ma una calibrata campagna in uscita dei pezzi pregiati, via il leader Ionizza e il forte Cernigoj, con centrocampo da improvvisare, tentativi di convincimento in uscita del portiere Matosevic, altro leader dal cuore rossalabardato, e si resta alla finestra per piazzare Tonetto e Gunduz. And all the people that get impacted by this every day. It's not good. We all have families, we all want to get giocatori e le persone che hanno subito questa situazione finanziaria. Non è bello, tutti abbiamo famiglia, tutti dobbiamo essere pagati. Al tutti abbiamo famiglia, tutti dobbiamo essere pagati, espresso con più che condivisibile sdegno da parte di Margiotta, segue quanto comunicato ieri sera al Caffè dello Sport dal presidente del Centro Coordinamento Triestina Club, Sergio Marassi, e confermato da più parti. Questi qua invece continuano a stare in America, qua non si sa niente. I dipendenti continuano a non prendere lo stipendio e quindi mi sembra che la cosa è paradossale proprio. Insomma, altre penalizzazioni, gente che attende di essere pagata, squadra in dismissione con giocatori in arrivo addirittura dal Sabadell B, l'altra società calcistica minore in mano a Rothstein e soci in Spagna. Cosa diventerà la Triestina? Una scatola dove mettere le cose che da altre parti non funzionano? Il baratro è di nuovo all'orizzonte, il fallimento potrebbe non essere il destino peggiore, anzi. Noi non siamo americani! Noi non siamo americani! Adesso andiamo in pubblicità, rimanete con noi, abbiamo ancora servizi per voi quando torneremo in onda, ma quindi tra un po'.
Rientriamo in studio e andiamo a Muggia. La recente vendita ai privati del castello di Muggia è stata al centro di un vivace botta e risposta tra il consigliere del Partito Democratico Francesco Bussani, ospite stamani a Sveglia Trieste, e il sindaco Paolo Polidori in collegamento esterno. Vediamo com'è andata. Le polemiche sono nate, qui faccio un po' il Franco da Udine se posso, no? La telefonata no? Dove si dice ma vorrei chiedere, visto che c'è un ospite illustre dall'altra parte che ha tirato fuori parecchie polemiche, perché una di queste era il castello perché non lo prende il comune, no? Sarebbe a costo zero per i cittadini perché potrebbe farlo la regione per esempio per il diritto di prelazione, tirare fuori 3 milioni quello che è il costo del castello, adesso non so di preciso, è praticamente è matematicamente impossibile perché non ci sono soldi stanziati, non ci sono i tempi tecnici e quindi Bussani dovrebbe sapere queste cose. Vorrei rispondere a Paolo da Muggia per quel che riguarda il castello. Allora, caro Paolo da Muggia, la regione è in grado di far miracoli. La regione in una notte ha trasformato Porto San Rocco da località turistica a centro residenziale, quindi se la regione vuole ha gli strumenti normativi e anche finanziari ed economici per comprare il castello nel giro di una notte. Il presidente Fedriga, anche giustamente, dopo tutti i soldi che ha dato all'amico Paolo da Muggia, avrà detto a un certo punto basta, no? Secondariamente vorrei capire come pensava il consigliere Bussani di mantenere il castello, perché ci vogliono tanti soldi che ovviamente vanno a pesare sui servizi dati ai cittadini, nel senso che bisogna togliere da altri servizi per pagare quello che è la manutenzione del castello. Poi l'eventuale gestore del castello potrebbe organizzare eventi, matrimoni, cerimonie, concerti, tutta una serie di attività che poi garantirebbero anche gli introiti sufficienti a garantire la manutenzione. Stiamo parlando di un castello, cioè un castello ha delle spese enormi di manutenzione, ha delle spese enormi di gestione, ha delle spese enormi per quanto riguarda, perché se vogliamo aprirlo ai cittadini e ai turisti c'è bisogno anche dei custodi, di personale che stia lì e sia pagato, quindi bisogna che il comune ci metta soldi. Presentate le nuove divise con il brand Io sono Venezia Giulia per i maestri di sci e le guide alpine. Nell'occasione abbiamo chiesto all'assessore al turismo Bini di fare il punto sulla stagione sciistica in corso. Maestri di sci e guide alpine della regione hanno una nuova divisa unitaria con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa a fronte di uno stanziamento regionale di 300.000 euro presentata oggi nella sede della Giunta regionale, che vuole anche rappresentare un riconoscimento al ruolo importante nello sviluppo del turismo giocato dai professionisti della montagna. Una bella iniziativa, devo ringraziare il consigliere proponente Mazzolini, insomma vedere i maestri di sci con il brand Io sono Friuli Venezia Giulia, queste belle divise, soprattutto vedere questa sala piena dei maestri di sci fa piacere. Colgo l'occasione per ringraziare maestri, il soccorso alpino, le forze dell'ordine per il gran servizio che stanno rendendo in tutti i nostri poli sciistici, poli che stanno riscuotendo sempre più interesse da parte di tanti visitatori. In questa prima parte la stagione sciistica sta facendo registrare risultati incoraggianti con lo Zoncolane e il Tarvisio che si confermano punte di diamante. Abbiamo dei numeri sempre in crescita, considerate che siamo arrivati solo nel primo mese del 6 dicembre, 6 gennaio a circa 300.000 presenze, ma quello che io voglio sottolineare è anche la presenza sold out in tantissimi alberghi della nostra regione, dei poli montani, quindi è una montagna che sta riscuotendo sempre più interesse. Il Teatro Stabile Esoveno ha presentato lo spettacolo che sarà al ridotto del Kulturni-Dom da venerdì prossimo. Dall'altra parte è il titolo e si tratta di una collaborazione con la Contrada. Lo schema è quello abbastanza tipico di tanto teatro. La vita di una coppia, indipendentemente dal giudizio morale, viene sconvolta dall'arrivo di una terza persona. Affidata alla penna di Ariel Dorfman, una trama del genere gioca con il pubblico nel momento in cui si ammanta di significati particolari che rimandano più o meno direttamente al nostro presente. Dall'altra parte, lo spettacolo dello Stabile Sloveno presentato oggi sarà in scena al ridotto da venerdì e si annuncia virato sul grottesco. In certi momenti anche molto ironico,
e diciamo si fa un po' beffa di quella che è adesso la situazione per quanto riguarda i confini e così. Per cui diciamo che, a parte l'attualità che è al secondo, perché ovviamente sono tutte situazioni che succedono in questo momento in varie purtroppo parti del mondo, e qui appunto noi stiamo mettendo in scena una cosa che può essere lo specchio della società. Accanto a Korošek, Nikla Petruška Panicon e Borut Dološak, stella del teatro e del cinema sloveni. La regia è dell'italo-argentina Marcela Serli, che così sintetizza la collaborazione fra il Kulturni-dom e la Contrada. Queste due realtà hanno deciso già stanno collaborando da tanti anni insieme, e in questo caso hanno deciso di mettere ancora di più la collaborazione a frutto, cioè c'è un cast tutto italiano e c'è un cast tutto sloveno, e in questo stesso anno, nel 2026, verranno messi in scena in questa città entrambe queste produzioni. La versione italiana dello spettacolo sarà al Bobbio in aprile. Da tempo ITIS apre le porte all'arte contemporanea attraverso una serie di mostre, come quella intitolata Trame fluttuanti, in programma fino al 12 febbraio. Fino al 12 febbraio il centro servizi ASP ITIS ospita nell'area espositiva di via Pascoli 31 la mostra di arte contemporanea Trame fluttuanti di Pippo Altomare e Federica Ricca, a cura di Enzo Santese, con il coordinamento di Francesco Mosetti. Va nel solco di dare, come dire, sempre, ogni giorno di più e ogni mese qualcosa di diverso per i nostri anziani che risiedono nella nostra residenza. L'esposizione nasce dal dialogo tra due percorsi artistici autonomi che, pur mantenendo una forte identità individuale, trovano nel confronto una crescita reciproca. Le opere mettono in scena un raffinato gioco dialettico di segni, luci e colori. Per Altomare, forme vegetali e floreali emergono con forza iconica da superfici vibranti, aprendo a un altrove luminoso e contemplativo. Per Ricca, una pittura attenta al dettaglio e alla musicalità compositiva trasforma emozioni e stati d'animo in immagini simboliche attraverso linee, geometrie e cromie reinventate. Trame fluttuanti invita il visitatore a un'immersione nella pittura come spazio di pensiero, dove sensibilità diverse si intrecciano in un percorso visivo intenso e suggestivo, capace di coniugare ricerca estetica, esperienza personale e apertura al dialogo contemporaneo. Dalle lande della realtà fino alle regioni della fantasia. Qui dentro troviamo delle indicazioni che ci riportano alla natura, ma è una natura interpretata, reinventata e riproposta come indice di armonia, quello di cui abbiamo bisogno in questi tempi che mancano assolutamente dell'armonia, della pace. Una buona notizia per quanto riguarda il basket: Trieste vince in Ungheria 87-86 e quindi continua la marcia in Europa. Il presepio di Elena Radin è quello che chiude questa edizione del nostro telegiornale. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year, may we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see all the brave new world arise, and I see. Andiamo subito dopo con l'approfondimento. Oggi c'è il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, però vi ricordo anche domani alle 7 l'appuntamento con Sveglia Trieste. Buon proseguimento a tutti, arrivederci.